Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. In Friuli Venezia Giulia servono ancora 100.000 vaccinazioni per avere una buona quota di immunità di gregge. Oggi il contagio è 4 volte superiore a quello dello scorso anno, ma la pressione sugli ospedali è decisamente minore, ma aumenterà in maniera inversamente proporzionale al numero di vaccini somministrati. Lo ha detto questa mattina il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, a Trieste, commentando l'andamento della campagna vaccinale. Riccardi tuona anche contro privacy e burocrazia in tempo di emergenza sanitaria è indecente, dice. Vicepresidente, l'ha ripetuto in conferenza stampa, bisogna vaccinare e bisogna farlo subito e bisogna convincere gli indecisi, i titubanti, chi ha dei timori anche giustificati. È evidente che noi l'andamento del contagio lo stiamo leggendo tutti, siamo a un contagio che è 4 volte quello dello scorso anno e che colpisce proporzionalmente nel rapporto tampone-contagio le categorie più giovani. Le categorie più giovani di per sé sono esposte ad un rischio inferiore, ma sono portatori del contagio davanti a invece fasce d'età un po' più anziane che oggi scontano almeno un 5-6% di media in meno rispetto all'andamento della campagna nazionale, rispetto alle altre regioni. Quindi è evidente che coloro che magari immaginavano davanti all'incertezza che questa situazione fosse finita, ed è a loro che mi rivolgo, questa non è una vicenda finita, abbiamo fatto un grande lavoro. Vediamo che il vaccino dà le risposte auspicate, vediamo che il contagio aumenta ma la pressione ospedaliera al momento non è proporzionale all'andamento del contagio, ma è evidente che la pressione ospedaliera sarà inversamente proporzionale all'andamento del contagio, quindi della vaccinazione. Quindi è chiaro che il mio appello è a coloro che sono ancora in quella fascia di indecisione: consultate i vostri professionisti di fiducia e probabilmente quella quota che ci serve per riuscire a raggiungere circa 800.000 persone in regione, secondo me può essere raggiungibile. Adesso stiamo facendo anche un lavoro di prossimità, stiamo andando anche nei comuni dove vediamo una vaccinazione un po' più bassa, al di là dei luoghi più importanti come le città, dove in particolare a Trieste vediamo che sia un livello ancora basso, ma ci sono a disposizione gli hub vaccinali, quindi tutti siamo impegnati nel riuscire a raggiungere questo risultato di aumento della vaccinazione, che è determinata in particolare davanti alla scadenza importante dell'avvio delle scuole e naturalmente a consentirci tutti di vivere in un mondo normale, il più possibile normale, convivendo con questa malattia e soprattutto consentendo alle strutture sanitarie di poter occuparsi anche delle altre patologie. 900.000, questa è l'asticella che ha fissato oggi, 900.000 persone da sottoporre a vaccinazione per respirare. Diciamo che il nostro obiettivo è 900.000, la nostra regione ha circa 1.200.000 abitanti, di questi circa 100.000 sono sotto i 12 anni, quindi è chiaro che la platea complessiva è 1,2, la platea ammissibile è 1,100, a raggiungere le 900.000 unità significherebbe avere una quota importante. Ho sempre detto una cosa e continuo a ripeterla: le scuole non sono un luogo sicuro di per sé, quindi il problema non sono le scuole, il problema sono la popolazione scolastica che si muove. Quindi c'è il tema dei trasporti, c'è quello che accade all'entrata delle scuole, c'è quello che accade all'uscita delle scuole e oggi noi vediamo, pur avendo fortunatamente, questo è un esempio da seguire, i nostri ragazzi hanno aderito in maniera importante, noi abbiamo 2 punti di eccellenza nel nostro sistema di vaccinazione in termini di esiti. Stiamo vaccinando rispetto alle altre regioni di più i giovani hanno fatto questa scelta, a volte vediamo giovani che convincono i genitori ad andare a vaccinarsi e credo che questo sia un esempio importante. E poi abbiamo gli insegnanti, il corpo docente e il corpo non docente che nelle scuole oggi presenta una delle prestazioni migliori del sistema. Quindi è chiaro, la scuola è un tema importante, ma un paese normale non può avere una scuola che non funziona. Non trovo normale che in una condizione di emergenza sanitaria siamo tutti attenti a capire come gestiamo il dato con la privacy, perché intanto che gestiamo il dato con la privacy le persone poi
e rischiano di andare all'altro mondo. Cioè, la trovo una cosa insopportabile. Se siamo in un'emergenza sanitaria, i profili di deroga devono essere applicati anche a questo. Non è che noi siamo interessati a capire se uno si è vaccinato o non si è vaccinato, noi dobbiamo curare gli interessi generali della popolazione e utilizzare tutti gli strumenti per mettere al sicuro le persone. Quindi anche tutte queste storie per le quali il datore di lavoro non può avere il dato e quell'altro, è una roba indecente. Martignacco rilancia il Parco Bertrando e lo dota di servizio wifi gratuito per conoscere la teoria e le caratteristiche. Ce ne parla Isabella Gregoratto. Ci troviamo all'interno del Parco Bertrando che si trova a Nogaredo di Prato in comune di Martignacco. Siamo con l'assessore all'innovazione tecnologica del comune di Martignacco, Michele Recchia. Questa è una meta frequentata ancora poco, però chi ci viene una prima volta ci ritorna perché ci sono tante possibilità quando ci si immerge in questo parco, che si collega anche al parco del Cormor. Esatto, questa è una nostra zona molto particolare a cui ci teniamo tantissimo, è strutturata ancora con i terreni coltivati come era nel passato. Ed è molto frequentata perché ci si può accedere in macchina, ci si può accedere a piedi e anche in bicicletta, specialmente di bicicletta perché è collegata con l'ipovia che collega la cicloturistica FVG1 che passa per il tratto del Parco del Cormor e dietro l'Ente Fiera si riesce a raggiungere tranquillamente questa zona. Noi ci teniamo tanto perché come amministrazione, avendo questo punto poco frequentato, come dicevi prima, no, stiamo cercando di incentivarlo veramente, per cui attrarre questa zona in modo che chi ha bambini, chi ha anche persone anche anziane, perché veramente con l'auto arrivi senza nessun problema, e anche in questa situazione anche di emergenza Covid per dare un attimino di ampio respiro e circolare magari anche un po' senza mascherina e respirare ancora aria buona. Ecco, però con l'auto si arriva fino a un certo punto, perché poi invece il percorso è in bicicletta o a piedi. Infatti dove ci troviamo in questo momento, che siamo vicino praticamente alla via Mau, che è la zona industriale di Martignacco, si arriva tranquillamente con qualsiasi autovettura, ci si ferma e poi o scaricando la bicicletta o a piedi si fa tutto il tragitto che è ben segnalato lungo tutto il percorso. Ecco. Per quanti chilometri si sviluppa? Qui abbiamo tra i 7 e gli 8 chilometri praticamente, facendo anche tutto l'anello, perché andiamo anche a toccare quello che è il comune di Pasian di Prato e poi veramente andiamo anche sul confine che è con il confine di Udine, per cui si può poi accedere direttamente all'interno del Parco del Cormor. Sì, quindi puoi fare un giretto all'interno del parco e poi hai tutte le vie aperte se vuoi continuare a fare un percorso magari più lungo, un tragitto più lungo. Esatto. Ma la particolarità di questo parco è che adesso è dotato di wifi. Sì, diciamo che nel punto di partenza dal centro del paese di Nogaredo, no, come amministrazione per incentivare appunto sia i turisti ma anche direttamente i cittadini, grazie anche ad aver vinto un bando europeo che si chiama Wi-Fi 4EU, siamo riusciti a ottenere 15.000 euro suddivisi poi per 3 anni per dare la gratuità dalla piazza di Nogaredo, da dove parte la prima accesso al Parco Beato Bertrando, per la possibilità di, tramite il canale Facebook, il sito del comune e video promozionali, di capire come accedere al parco e di veramente viverlo come era vissuto negli anni, quando i contadini nostri del paese andavano praticamente poi anche a lavorare in questi campi, per cui raccontare un po' la storia, la fauna e la flora del territorio. Per cui grazie a questo intervento appunto fatto su Nogaredo riusciamo a dare possibilità anche a accedere in maniera digitale a quello che è la storia del parco. E avete pensato di incrementare ulteriormente il servizio anche in altre zone del paese, perché in più punti date la possibilità di fruire gratuitamente della wifi. Esatto, noi oltre ad avere appunto il punto principale su Nogaredo abbiamo fatto questa installazione sulla sede municipale, sul centro civico di Torreano e sul campo sportivo principale di Martignacco, il palazzetto dello sport e il centro del tennis. Questo perché
che riteniamo dei punti strategici per l'aggregazione giovanile, per cui sappiamo che in questi punti è molto fruibile anche il wifi, anche per loro per trovare un momento di convivialità, e anche perché sono dei punti strategici a livello turistico, perché grazie anche sia alle squadre di calcio che alle squadre di pallavolo abbiamo molti turisti che arrivano dall'esterno. Grazie all'accesso wifi gratuito cerchiamo anche di raccontargli la storia del nostro paese. Altra novità, si trovano proprio girando anche nelle frazioni dello stesso comune di Martignaco e nello stesso comune si trovano le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Esatto, come innovazione tecnologica mi è voluto portare anche questa nuova soluzione che dovrebbe diventare quello che è lo sbocco futuro per la mobilità sia lenta che anche ecologica, per cui agganciando il parco del Beato Bertrando, il wifi per il turismo, abbiamo pensato mettiamo anche la colonnina elettrica, perché nel momento in cui il cittadino o il turista si presenta in piazza Nogaredo ha la possibilità di collegare la vettura alla colonnina elettrica e in quell'ora o due di ricarica farsi la sua passeggiata ecologica. Questo su Nogaredo. Invece poi l'abbiamo pensata anche per quanto riguarda Martignacco, questo anche per aiutare un po' le attività economiche, per cui nella piazza Martiri delle Foibe verranno installate 2 colonnine, quelle ad alta ricarica, per cui sono quelle più veloci, in modo che nel frattempo che il cittadino o il turista si presenta a Martignacco al tempo poi di farsi la sua passeggiata per la piazza. Altra colonnina verrà messa al centro civico praticamente a Ceresetto, anche lì sempre per riuscire a coprire tutto il territorio, e a Casanova, che è sempre la nostra frazione di Martignacco. E com'è le difficoltà di un comune come Martignacco che è a ridosso della città? Bisogna trovare delle occasioni per tenere i giovani, dare delle opportunità. Siamo d'accordo che si sta un attimo ad arrivare a Udine, quindi fruire di tanti servizi. Quindi la sfida vostra è questa. Sì, la sfida nostra è questa e dobbiamo trovare le potenzialità del nostro territorio. Abbiamo il Parco Beato Bertrando, abbiamo delle camminate anche a nord del comune che sono molto molto gettonate, perché vediamo che la gente in questo ambito di nuovo diciamo pensiero ecologico vuole di nuovo riscoprire quello che è il territorio, la natura, rivivere un attimino quello che è l'aria aperta, per cui ipotizziamo che anche il classico cittadino di Udine abbia bisogno di quell'ora, quelle 2 ore di uscire un attimino da quello che è il tran tran cittadino e trovarsi un attimino a respirare l'aria nuova, insomma, ossigenarsi da quello che è l'aria di Udine. Una curiosità sul Parco Bertrando e poi chiudiamo il collegamento. Come curiosità vi invito a venire a vedere la quercia storica che abbiamo qui proprio sul territorio, che si trova vicino al cippo proprio del padre Bertrando, ed è veramente bella in tutte le stagioni, perché poi ha il suo classico cambio del colore. È un'area anche dove ci si può fermare anche fare un attimino un po' di picnic, per cui ci si mette lì un bel panino, la passeggiata, e veramente si ritorna a rivivere. Sono quelle 2-3 orette che si può fare con la famiglia, ritrovare anche il momento di vivere all'aria aperta e lasciare un po' quello che è la quotidianità. Bene, ringraziamo l'assessore all'innovazione tecnologica del comune di Martignacco, Michele Recchia. Ringrazio Paolo Bassi per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco da voi la linea. Bentornati da voi la linea. Oggi si celebra la giornata mondiale del cane per festeggiare quello che è da sempre considerato il miglior amico dell'uomo. In Friuli Venezia Giulia gli abbandoni quest'anno sono diminuiti. Abbiamo fatto il punto con Massimo Barbieri, vicepresidente degli Amici della Terra Friuli Venezia Giulia, che abbiamo incontrato questa mattina al Parco del Formorra. Oggi è la giornata mondiale del cane per sensibilizzare all'adozione e non all'abbandono. Qui con me Maurizio Barbieri, il vicepresidente degli Amici della Terra FVG, con 2 cagnolini maltesi che hanno anche loro una storia da raccontare, ma parliamo un po' di com'è la situazione abbandoni oggi. Sì, buongiorno. Allora, la situazione è, diciamo, ottimale, perché praticamente gli abbandoni sono pochissimi. Invece però ci sono delle rinunce e questo è un altro numero da affrontare. Sì, certamente. Allora, praticamente c'è chi compra il cane perché è una moda,
poi non lo sa gestire e poi noi ce lo troviamo in canile. Questo qua in maniera stringata è l'apoteosi del povero cane di famiglia. Ecco. E infatti io quello che dico sempre è che bisogna prendere il cane in base alle proprie capacità e non perché è bello, perché ha un carattere duro, perché ha un carattere forte. E quali sono invece i numeri, perché appunto prima sentivo anche Gabriella, la presidente degli Amici degli Animali, che mi diceva a fronte di 430 abbandoni oggi il numero invece dei cani che presenti nel canile sono minore, cioè è minore, 40? Sì, certamente. Allora, per quanto noi seguiamo il canile di Porpetto, che è un canile privato però convenzionato, il canile di Cormons, anche lui privato convenzionato, e il canile comprensoriale invece di Rive d'Arcano. Allora, praticamente a Porpetto abbiamo circa 45 cani, più o meno. Ecco. Per quanto riguarda invece Rive d'Arcano e Cormons sono molti di meno perché sono sui 25. Sono tutti cani non accalappiati, diciamo che l'1% sarà trovato nel territorio, tutti gli altri sono invece da rinunce o addirittura da sequestri giudiziari. Questa è la situazione. I due cagnolini che sono suoi, maltesi, hanno anche loro una storia. Uno era stato abbandonato e lei l'ha recuperato in canile. Chi dei due? Sì, Roger, che è il maschietto, no, che è qua dietro. Praticamente lui aveva una patologia cardiaca, probabilmente la famiglia non poteva darsi carico dell'operazione e allora l'hanno lasciato in canile praticamente. Noi come associazione l'abbiamo fatto operare, in teoria era venuto a casa mia solo in stallo temporaneo post-operatorio per poi dare in adozione, però poi dopo tutti si sono innamorati e l'abbiamo dovuto tenere. Invece lei è un'ex fattrice, lei ha fatto 8 anni di allevamento, dopodiché è stata messa in adozione. Allora io tramite la mia associazione, perché portiamo anche a sterilizzare le cagnette, le portiamo dal veterinario eccetera eccetera, l'ho conosciuta e ne ho parlato con mia moglie e siamo tenuti anche lei. Per chi fosse l'ascolto adesso e chi avesse difficoltà a tenere il proprio cagnolino a casa per vari e svariati motivi, possono chiamare la vostra associazione per chiedere aiuto? Sì, certamente. Noi già seguiamo tante persone, diciamo che le seguiamo soprattutto per quanto riguarda, gli diamo praticamente le crocchette, ecco, l'alimentazione del cane, perché magari loro sono innamorati, molto, molto innamorati dei loro pelosi, però non arrivano a fine mese. E allora noi tramite diversi donatori su cui possiamo contare, riusciamo praticamente a dargli almeno il vitto a questi cani. Poi, dopodiché, noi abbiamo anche una nostra veterinaria di fiducia che è comportamentalista, che di solito facciamo intervenire quando il cane dà problemi, in maniera di dare le giuste dritte ai proprietari per gestirlo al meglio. Ricordiamoci che chi va addestrato è il proprietario, difficilmente il cane. Grazie Maurizio e grazie alla vostra associazione per l'aiuto che dà alle famiglie e a tutti i cagnolini del Friuli Venezia Giulia. Grazie e buona giornata. Ed ora andiamo a vedere un altro servizio non vaccinato. Questo è l'identikit del paziente oggi ricoverato in ospedale a causa del Covid. Il professor Marco Confalonieri, primario della pneumologia di Asugi, traccia il bilancio e fa il quadro della situazione attuale nei reparti ospedalieri, rinnovando l'appello alla profilassi, in particolare in vista dell'autunno, quando le patologie legate ai virus respiratori crescono. Professore, si riparte, arriva l'autunno, ovviamente da pneumologo l'ha detto, i virus respiratori in questo periodo inevitabilmente torneranno a salire. La vaccinazione resta la risposta principale. La vaccinazione è una risposta fenomenale sia per i tempi in cui si è sviluppata sia per l'efficacia. Questo dobbiamo crederlo, ma non perché è un problema di fede, perché è proprio nei dati. Certamente ci sono ancora dei malati, adesso sono pochi, ma sono praticamente tutti malati non vaccinati. Anche questo è un dato che deve fare riflettere. Ci si aspetta, come tutti i virus respiratori, una recrudescenza probabile in autunno e questo cercheremo di far fronte sperando in una minore riduzione delle attività anche sanitarie e anche in una minore portata di questa eventuale quarta ondata.
Qual è il profilo del paziente che viene ricoverato oggi? I soggetti più a rischio sono quelli di età dai 50 ai 75-80, sono quelli che si vedono più spesso e non sono vaccinati. Rarissimi anziani, diciamo sopra i 75-80, qualche giovane che prima non si vedeva, ma comunque stiamo parlando di numeri molto bassi rispetto alle ondate precedenti che abbiamo avuto fino a maggio. E i non vaccinati vi dicono qualcosa nel momento in cui capiscono quanto questo virus sia così aggressivo? Magari rivedono certi preconcetti, rivedono certi timori, anche magari legittimi, che avevano nei confronti della vaccinazione? Beh, i non vaccinati capiscono che la paura del vaccino forse era esagerata rispetto alla paura della malattia grave da Covid. La malattia grave da Covid è quello di cui dobbiamo veramente aver paura. L'ha detto anche in conferenza stampa, il metodo Trieste oggi è riconosciuto, il metodo Cattinara, quindi il cortisone può aiutare ad alleggerire il fenomeno della malattia. Sì, l'approccio iniziale con un certo schema di cortisonico, basse dosi prolungate nel tempo, associato a un supporto respiratorio non invasivo come primo inizio, riduce la necessità di intubazione, riduce l'approccio più invasivo e riduce anche i tempi di degenza. Certamente non nel 100% delle persone, ma la riduzione di questi eventi, l'abbiamo verificato anche in uno studio di cui abbiamo già parlato, è di più del 70%. Dal 3 al 5 settembre un tuffo nel passato con la 29esima edizione di Medioevo a Valvasone, che ha in programma tante novità per le famiglie nel pieno delle sicurezze, delle norme anti-Covid, accessi solo con Green Pass. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel Castello di Valvasone. Torna al Medioevo a Valvasone, un'altra occasione per mettere in mostra le bellezze di questa città e fare anche un tuffo nel passato. Sicuramente per noi è una grandissima vetrina, è un'occasione per far conoscere ancora di più il nostro borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, e far assaporare come un contenitore così ricco di suggestioni artistiche, di occasioni anche di vivere in pace lontano da quello che è il brusio, il rumore della città. E allora abbiamo l'occasione, grazie proprio al Medioevo Valvasone, di far arrivare la gente. Poi noi notiamo sempre che una volta finita la manifestazione c'è un turismo di ritorno, gente che vuole scoprire di più quella che Pasolini ha chiamato la città del silenzio, un luogo veramente dove poter pensare e crescere personalmente. Ecco, anche quest'anno bisogna fare poi i conti con la pandemia e ci saranno delle regole da osservare. Beh, questo è certo. Praticamente tutte le manifestazioni che si stanno organizzando hanno l'obbligo di utilizzo e di presenza di persone che abbiano il Green Pass. Nel caso di Valvasone in particolare il controllo viene fatto alle porte proprio per essere certi dell'accesso solo di persone con Green Pass. È una necessità dovuta chiaramente alla pandemia, ma sono anche sicuro che ci sarà tutto lo spazio per poter vivere insomma in piena tranquillità questa bellissima occasione di festa. Novità particolari nell'edizione di quest'anno? Ma il gruppo artistico di Furlan, che ringrazio nei suoi soci ma anche in tutti i volontari che danno una mano per fare questa grande manifestazione, ha predisposto sicuramente delle piccole sorprese e delle grandi strutture. Sappiamo che la manifestazione si caratterizza proprio per il teatro dei misteri, quindi per questo tema che cambia di anno in anno. Quest'anno parleremo di Dante e poi anche tutto quello che sono gli allestimenti. So che in Piazza Libertà davanti al Duomo ci sarà qualcosa di nuovo da venire a vedere, e poi tutti questi piccoli momenti per i bambini, gli animali da cortile da poter toccare con le proprie mani. Insomma, ci sono tantissime cose, non basterebbe una giornata di Medioevo Valvasone, ce ne vorrebbero molte di più, e allora così diamo sempre lo spunto per poter tornare a trovarci. Quali sono le novità che state preparando per quest'anno?
Beh, allora, le novità più importanti riguardano gli allestimenti. Era da qualche anno che stavamo pensando di aumentare, di migliorare gli allestimenti. Abbiamo confermato gli spettacoli dell'anno scorso e li abbiamo ulteriormente integrati con spettacoli nuovi. Abbiamo rilanciato anche, abbiamo fatto un investimento importante in termini di forza e di energie dei volontari per fare il Teatro dei Misteri, per ampliarlo, sarà molto più di impatto, molto più importante e molto più scenografico. Altra cosa molto importante è l'attenzione per la sicurezza, tant'è che noi siamo una delle poche manifestazioni che farà l'ingresso con gli accessi controllati. Quindi ci sono delle persone preposte che faranno il controllo come da disposizioni, il controllo per il Green Pass. Domenica è la giornata dedicata alle famiglie, oltre alla nostra solita avventura medievale che ormai ha un discreto successo, tant'è che ci contattano alcune settimane prima per sapere un attimino, per avere la conferma. Quest'anno avremo una caccia al mestiere e un'attività didattica fatta, sviluppata dai nostri volontari, che permetterà al bambino di scoprire i mestieri di una volta, e al termine di questa avventura gli avrà dato anche un piccolo riconoscimento. Quante persone vi aspettate, se c'è un limite massimo, quindi qualcuno potrebbe rischiare di non poter accedere? Ma allora, io limiti non li voglio dare, abbiamo dei limiti numerici, però dico sempre venite, non abbiamo il rischio di arrivare in saturazione per le piazze, quindi se il timore delle famiglie di venire in un ambiente troppo affollato non c'è questo tipo di rischio, ecco. Assessore Bini, Medioevo a Valvasone è sicuramente un'occasione di promozione anche del nostro turismo per uno dei borghi più belli d'Italia. Beh sì, è un evento, è un'occasione meravigliosa che si ripete ormai da 29 anni, ribadisco, in un borgo assolutamente conosciuto e molto carino. Guardate, quello che sta emergendo è una stagione, l'abbiamo già detto, una stagione meravigliosa dal punto di vista delle presenze in Friuli Venezia Giulia, e soprattutto una ripresa di quelli che sono gli eventi storici e anche culturali, come questa rievocazione storica, che tanto bene fanno e hanno fatto per le nostre comunità. Ci si attende migliaia di persone come ogni anno, insomma ci stiamo riappropriando un po' della nostra vita finalmente dopo 2 anni di stop. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione, buona giornata.